Buonasera, buonasera da Monfalcone, città dei cantieri. La nostra Miscoria parte da uno dei simboli di Monfalcone, la Rocca, che io piacevolmente ricordo con orgoglio perché ci ho giocato da piccoli, era un po' il parco giochi a quei tempi. Qui si celebra San Nicolò rigorosamente il 5 di dicembre, e con il sindaco Anna Maria Cisint, che ringrazio e saluto anche Consuelo Modesti, responsabile della comunicazione, che mi ha dato una grande mano per l'allestimento di questa puntata. Intanto, sindaco, grazie per aver accolto il nostro invito. Che cosa rappresenta per lei San Nicolò? Beh, intanto grazie a voi. E per noi monfalconesi San Nicolò, che tra l'altro abbiamo qui vicino, è un momento importante della nostra vita di sempre. Credo di non ricordare un 5 dicembre senza la fiera di San Nicolò. Quest'anno l'abbiamo voluta strenuamente, le restrizioni Covid e anche la situazione generale avevano fatto preoccupare rispetto alla possibilità di fare le cose, ma noi cerchiamo sempre di organizzare con dei piani di sicurezza molto attenti, ma di riuscire a convivere con questo periodo facendo tutte le cose belle che Monfalcone si aspetta, ma che poi attraggono moltissimo anche tutti gli altri abitanti dei comuni vicini, ma anche non troppo vicini. Oggi diciamo che la giornata per fortuna sta tenendo, ma sono attese quasi 6.000 persone. Lo stesso Natale che stiamo organizzando con tantissime occasioni di svago, ma anche di rappresentazione dell'identità, della nostra identità dell'essere monfalconesi, della nostra identità dell'essere cristiani. Ecco, anche questa è una bellissima opportunità che non offriamo solamente ai monfalconesi, ma a tutta la regione. Ecco, la nostra Chiara sta già andando a curiosare con la telecamera. Quella è una pista di pattinaggio. Quella è una bellissima pista di pattinaggio, anche molto grande, sulla quale si svolgeranno non soltanto le bellissime attività che ognuno potrà anche effettuare, no? Con i pattini, ma anche degli eventi importanti. Non anticipo niente, guardo l'assessore Fasan perché sa di cosa parlo, ma credo che ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Una bellissima pista di pattinaggio che tra l'altro richiama nella sua forma interna anche l'ovale di questa piazza, che noi ricordiamo, no, il biscotto della piazza di Monfalcone. Quest'anno ha voluto riprendere un po' anche quei lavori del centro storico che partiranno alla fine di gennaio e che daranno di nuovo una precisa identità al nostro centro storico. Oltre alla pista di pattinaggio, lì dietro però c'è un bellissimo villaggio di luce che devo dire l'altro anno, in una posizione diversa, ha dato la possibilità ai bambini, ma guarda, io sono rimasta veramente sorpresa, non solo ai bambini, agli adulti, alle coppie, di fare delle fotografie sotto i personaggi anche di Walt Disney e del Natale stesso. Senta Cisinte, ci spostiamo con questo gruppo che poi lei ci presenterà. Ma lei a San Nicolò che cosa riceveva? Ma allora per me San Nicolò era un momento bellissimo perché io ho scoperto diciamo le cose della realtà più avanti da grandina, e fino a quel momento ho goduto della sorpresa di San Nicolò che veniva a portare i doni a me e a mia sorella, e quindi ricevevo giochi, ricevevo libri, ricevevo tante cosine che tutte le persone della famiglia capivano, potevano essere molto apprezzate da me e da mia sorella. Erano momenti bellissimi perché poi arrivava San Nicolò con un sacco e riusciva a sorprenderci sempre. E credo che questo sia un momento bello, favoloso per i bambini e vada mantenuto, come anche la gioia del Natale, la voglia di gioia che c'è, deve essere aiutata a soddisfare. Senta Cisin, ma lei era più buona da piccolo o da grande? Io sono buonissima adesso e ero di meno da piccola. Quindi menava sua No, no, sorella? no, no, assolutamente le mani non le ho mai usate, sono molto contraria a tutte le forme di violenza e bisogna sempre confrontarsi, anche in maniera accesa se serve, avere bene in mente quali sono i valori e gli obiettivi da raggiungere e cercare di difendere i più deboli. Io sono un'attentissima, come dire, da persona che cerca sempre di dare una mano a chi ha meno voce, gli anziani, i bambini, ecco, quindi Ecco, io so, lei è molto attenta alle disabilità. sì, sì, sì. È una questione che seguo da sempre
e nel mandato che stiamo concludendo abbiamo cercato veramente di, anche in silenzio talvolta, ma di supportare le famiglie e le persone che vivono situazioni di difficoltà. E per quanto riguarda la disabilità abbiamo cercato di fare ad esempio tutti i progetti, non c'è un progetto a Monfalcone di strada o marciapiedi che non abbia vissuto una rivisitazione affinché si possa passare con facilità, ma anche le attività. Tutte le attività e la valorizzazione addirittura all'interno del Palazzo Comunale. Abbiamo fatto recentemente un bando con l'assessore Garimberti che appunto consentirà alle persone che hanno voglia di impegnarsi per gli altri di poterlo fare, e ospitiamo già dei ragazzi molto bravi che ci aiutano e che danno anche uno scopo alla loro vita, insomma, ecco. Quindi è molto importante che le istituzioni siano vicine, ognuno per la propria competenza. Noi non facciamo le leggi, però possiamo assolutamente dare una mano fattivamente quando bisogna supportare le fasce più deboli. Senta, lei rimane con noi, non ha impegni? Sta con noi ancora un pochino? Dire che non ci sono impegni è una prova forte, però qui ci sono accanto a me delle persone che sono bravissime, che collaborano, anzi, come dire, fanno le cose. E oltre all'assessore Fasano e all'assessore Garimberti c'è il fondamentale Carlo Blasini, che tra l'altro immagino abbiate anche visto recentemente in un film importante, e che ci supporta ed è diciamo, l'ideatore di molte iniziative che la Proloco poi porta avanti. E poi abbiamo, e adesso penso che parleremo di sociale, e l'Elfo è il nostro San Nicolò, ma io comunque rimango. Grazie a Anna Maria Cisin, sindaco di Monfalcone. Guardavo quella finestra e guardavo questo San Nicolò. Su quella finestra io lasciavo lo scarpone, il mandarino e le noci, proprio c'era il salotto, la cucina dove c'è quel vaso di fiori, quindi guardo con nostalgia quei posti. San Nicolò, intanto buonasera. Buonasera, buonasera. Ma lei i doni li porta a tutti? Qual è il motivo per il quale porta i doni e qualche volta non li porta? Principalmente li porto ai bambini che sono stati bravi, però avevano ancora un po' di tempo per recuperare e adesso insomma troveranno delle belle sorprese. L'importante è che siano stati tutti bravi, tutti buoni, così saranno soddisfatti delle letterine che mi hanno mandato, di tutte le richieste. Ho mandato anch'io una letterina per tutti i bambini, anche quelli meno buoni, perché dire che i bambini non sono buoni l'ho sempre ritenuta una cosa un po' forte, e quindi in questo periodo di Covid, poverini, bambini e ragazzi, caro San Nicolò, meritano tutti un bel regalo, quindi suggerirei che il piccolo dono arrivi anche a quelli che magari sono stati più vivaci, perché se lo meritano. San Nicolò rimane pure con noi, ma che cosa si aspetta? Adesso non la buttiamo troppo sul commerciale, ma una cosa che si aspetta di trovare sotto l'albero. Ma intanto io da sindaco mi aspetto di trovare sotto l'albero la possibilità di comprendere che in questo periodo bisogna essere una squadra, e soltanto attraverso la capacità di fare sistema possiamo uscire da situazioni molto difficili come queste. Fare sistema significa comprendere fidarsi e comprendere quali sono le strade che ci vengono indicate, le migliori per star meglio. Ecco, quindi questo mi aspetto. Da mamma, devo dire, io ho 2 figli, uno di 28 e uno di 25, mi auguro la salute per tutti, e questa ritengo che assieme al lavoro siano i punti più importanti. E poi se arriva anche un dolcetto, una crostata, un panettone, un pandoro, bene. Siccome io amo che sia il sindaco di un piccolo comune o un deputato o un ministro, mi piace scoprirvi un po', ma la Cisin cosa è capace di cucinare? No, devo dire che grazie della domanda, perché solo mi manca il tempo, però mentre non sono capace di fare molte altre cose, ma io cucino abbastanza bene, e quindi so fare il pasticcio che amano in casa, e poi so fare... Quanti strati? La Modesti mi sta guardando e dirà: ma sti qua dovrebbero parlare di Natale, Paroni a un sindaco. 6-7 devo dire, 6-7? strati, perché ci va la pasta, la besciamella abbondante, il sugo che va Cari con il telespettatori, ragù, vorrei ve lo invitarvi, dico. ecco, la gestualità della Cisint. Scusa Anna Maria, mostrami com'è la besciamella. Allora, prima ci va la pasta, che bisogna prendere anche quella giusta tra l'altro, ci va la besciamella ben spalmata e abbondante, poi ci va il ragù, non va bene il goulash, queste sono per
per altri piatti, e poi ci va anche il formaggio grana e poi un altro strato di pasta. È buono se ce ne sono almeno 4-5 di strati. Mia mamma mi ha insegnato a farne 6. E poi sopra, ultimo strato, prima di infornare, è meglio mangiare un po' in là, non subito appena cucinato, perché deve rapprendersi, e anche la pasta poi ha la possibilità di avere il sugo. Ecco, ultimo strato deve terminare con abbondante besciamella e ragù. Non so se notate, insiste il primo, ecco, quindi questa è la Cisinte. Vi garantisco che non c'è una scaletta, intanto la Miscola mi dice che come al solito la Cisinte va e quindi abbiamo già esaurito una parte, quindi ben 12 minuti. Caro San Nicolò, ecco, che cosa vuol dire rappresentare questa figura che è mitica? Ma si rappresenta una figura che da ormai tantissimi anni è sempre stata da parte dei bambini a rappresentarli con dei doni, che insomma è un simbolo, no? Praticamente... Lei da dove arriva? io vengo da molto lontano, sì, sì, sì. Arrivo da molto lontano. E questa elfa? Lei è la mia assistente, mi aiuta con le letterine, mi aiuta a portare i doni per tutti i bambini. Allora, Sì, anche. scusa che evidentemente ha guardato la Cisinte e ha interrotto. Diceva signorina Elfa. Signorina, signora, che aiuto a regalare tanti sorrisi ai bambini, tanti regali, portiamo le letterine, diciamo che lo aiuto a smistare tutti gli impegni che ha, soprattutto perché questo periodo è stato pesante per tutti i bambini e mi trovo d'accordo col sindaco che è assolutamente giusto regalare un po' di gioia, un po' di serenità. Non ci sono bimbi cattivi, diciamo che ci sono bimbi un pochino più irruenti da gestire. Allora, con la Elfa noi ci fermiamo, però poi vorrei ripartire e vorrei collegarli a quel signore dell'AIL. Voi forse l'ha sentita o non l'ha sentita? La Cisinte, passano le persone, buongiorno, buonasera, saluta a tutti. C'è la Croce Rossa che assieme a altre realtà come la Protezione Civile vegliano su di noi. E vorrei chiudere su questo marchio, sulla Convenzione di Ginevra che ha molto da insegnarci, ma andiamo in pubblicità. Seconda parte dello scrigno, come da promessa, partiamo dai volontari della Croce Rossa che come in altre occasioni, e parliamo ovviamente di Monfalcone, garantiscono l'assistenza sanitaria a quello che è il mercato di San Nicolò, ma queste divise, come vi dicevo, hanno molto da dire e dobbiamo essere riconoscenti a questa realtà, come saremo e siamo riconoscenti all'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. Abbiamo Giorgio Maranzana che è consigliere per la provincia di Udine e lo ringrazio per la sua presenza. Le stelle di Natale, perché? Le stelle, intanto grazie per l'occasione. Giorgio Maranzana mi piace più chiamarmi missionario perché la nostra è una missione in favore di chi ha veramente la necessità di un aiuto. Le stelle di Natale ci danno la possibilità di poter supportare gli ospedali della regione, ci danno la possibilità di supportare soprattutto attraverso le nostre abitazioni che abbiamo a Udine. Possiamo dare un supporto ai malati e ai familiari dei malati e quindi questa è la nostra importante missione, oltre che, ripeto, dare la massima collaborazione agli ospedali della regione. Da quanto colpisce questa malattia in Friuli Venezia Giulia? Purtroppo questa malattia colpisce molto, però nello stesso tempo abbiamo delle strutture ospedaliere che danno la possibilità a moltissimi giovani, a moltissime persone di venirci fuori. Le stelle di Natale dove si possono trovare? Le stelle di Natale si possono trovare in moltissimi centri della regione, abbiamo Gorizia, abbiamo Monfalcone, abbiamo Staranzano e a proposito di Staranzano e della Croce Rossa approfitto per ringraziare la Croce Rossa di Staranzano, di Gorizia, di Monfalcone e di altri centri che ci danno veramente un grosso supporto. Quindi Staranzano, Monfalcone, abbiamo San Lorenzo Isontino, abbiamo Gorizia. Insomma, siamo presenti dai piccoli ai grandi centri. Come ha conosciuto questa malattia lei?
Ma devo dire che io in questa associazione ci sono da più di 30 anni. Io sono nato donatore di sangue e un giorno, una volta si chiamava la Banca del Sangue, io ho fatto 151 donazioni, ho visto la pubblicità di un libro fatto dal nostro presidente nazionale Mandelli. Ho acquistato quel libro e automaticamente, stiamo parlando sempre di sangue, perché il sangue è la locomotiva e tutte le altre associazioni vengono trainate dal sangue, quindi dalle locomotive. I vagoni sono tutte le varie associazioni, tra cui anche l'AIL. Quanti siete? Siamo in centinaia, in migliaia direi in tutta la regione, e adesso le do una notizia in anteprima: con l'approvazione della nostra sede di Roma apriremo tra poco una sede anche a Gorizia, con la collaborazione chiaramente della nostra sede qui di Udine. Senta Maranzana, questa stella di Natale per chi è? Questa sede di Natale l'ho riservata, ho avuto il privilegio dal nostro Presidente di portarla al Sindaco Cisint. Allora noi adesso andiamo dalla Sindaca Anna Maria Cisint. Sindaca, questa stella di Natale è per lei? Grazie, è un segno. Il Presidente Giuseppe Gioffretti ti ringrazia, Sindaco, ti ringrazia per la collaborazione che hai dato a lei e anche ad altre associazioni, soprattutto perché lo senti col cuore. Se non si sente col cuore queste cose qua sono troppo materiali, non va bene. Tu invece hai saputo dare un salto di qualità a questo nostro impegno. Ho detto prima a Telefriuli, sul mio biglietto da visita c'è scritto consigliere, ma io mi chiamo missionario, perché la nostra è veramente una missione come la tua missione riguardo alla città e alla cittadinanza tutta. Allora, la stella di Natale per il Sindaco? Ti ringrazio molto. E tu sai, perché ne abbiamo parlato tante volte, come per noi l'associazionismo sia un valore immenso. Senza il terzo settore e i volontari che hanno voglia di portare avanti i temi importanti, oggi l'Italia sarebbe in ginocchio. E poi vi occupate di un tema che è veramente oggi molto attuale e in questa città lo è di più. Mio padre è morto di amianto, voi trattate leucemie, linfomi e mieloma, però ne conosco di amici giovani che hanno vissuto queste tragedie, per cui siamo noi a ringraziare voi per tutto quello che fate, per tutta la collaborazione che date. Quindi grazie di cuore, è un messaggio molto importante e anche molto attuale. Grazie. Allora, grazie a Maranzana. Allora io saluto questo signore. Ma chi è questo individuo? Chi è? Dipendi dai periodi, posso dirlo in bisiacco. Questo è il notaio Grattariol del Carnevale. Ecco, quindi per noi è un'istituzione Carlo Blasini, un'istituzione. Tra l'altro è una persona di grande intelligenza, di grande spessore, molto collaborativa e che ha delle ottime idee che noi cerchiamo sempre di assorbire, di valorizzare. È una persona importante per la nostra città. Allora io ringrazio il Sindaco perché tra l'altro eccezionalmente le luci, le luminarie sono state accese perché vogliamo mostrarvele, vogliamo stuzzicarvi, vogliamo fare in modo che veniate a Monfalcone. Questo è il villaggio di Natale. Lungo le vie di questa città è in corso il mercato di San Nicolò, però ricordiamo che c'è una pista di pattinaggio che è la più grande del Friuli e Venezia Giulia, 850 metri quadrati di superficie ghiacciata. Oggi non vedremo la Cisint pattinare, anche se mi ha detto che ai tempi, perché sono sicuro che se stimolassimo metterebbe i pattini e andrebbe, perché sappiamo di che cosa è capace la Cisint. Mi ha detto prima che ha imparato a pattinare quando aveva qualche anno in meno nella bella Sappada, e quindi così vi ho svelato un'altra parte del sindaco di Monfalcone, solo non dal punto di vista amministrativo / politico, ma sapete che a me piace scherzare e sdrammatizzare. Appunto Carlo Blasini. Allora Carlo, intanto come stai? Ma innanzitutto bene, grazie, un benvenuti a voi qua a Monfalcone, un benvenuto a Telefriuli e a tutti gli amici che ci seguono da casa, benvenuti al San Nicolò monfalconese. Punto 2, diciamo, finché ci vediamo è già un buon segno. Fai meglio? Sicuramente, no, tutto a posto, dai, diciamo, tutto sotto controllo. Quindi, la base è questa, quindi grazie a Blasini. Adesso vedo, ecco Chiara, se non ti dispiace riprendiamoli perché sono importanti.
gli agenti della polizia locale, ci sono anche loro che presenti, li vediamo girare con insistenza e per fortuna che ci sono, quindi la sicurezza è basilare, quindi non sono solo quelli che hanno il telelaser, ricordiamocelo sempre, fanno anche altro. Allora Blasini, la storia di San Nicolò, dove ci porta? Se andiamo veramente ad analizzare la storia di San Nicolò ci porta molto lontano, ma molto lontano, perché fa conto che le prime notizie della fiera di San Nicolò risalgono al 1495 addirittura, pertanto abbiamo una storia infinita. Quest'anno, se non sbaglio, con i conti dovrebbero essere 526 anni più o meno di storia. Insomma, non è poca, anche perché Monfalcone è abituato a viaggiare nella storia, come anche il Carnevale, 137 edizioni. E già quella volta appunto si hanno notizie che il podestà dell'epoca aveva dato disposizione che per tutti quanti coloro volevano vendere dei prodotti che andavano allora, ovviamente non telefonini e smartphone, non avevano appunto il peso di pagare il dazio. Però non si hanno notizie ancora molto certe dove veniva svolta questa fiera di San Nicolò, se nel centro cittadino, qua nella piazza come era uso fare quella volta i festeggiamenti, le cerimonie eccetera, o lungo la via principale, attuale via Sant'Ambrogio, o addirittura proprio vicino alla chiesa del Santo che abbiamo a San Polo, no? Poi nel 1617, se ricordo bene, venne dato per la prima volta notizia di un mercato settimanale proprio, che veniva fatto il lunedì. Dopodiché le notizie sono molto frammentarie e dispersive, non si hanno delle notizie molto certe, però la prima volta che si parla della Fiera di San Nicolò appunto siamo in quella data lì, storica. E per te invece cosa rappresenta questa? Per me sicuramente rappresenta una manifestazione che ho sempre vissuto come tutti i monfalconesi, come tutti quanti noi. Da bambini l'abbiamo sempre vista, ci hanno portato a fare il giro nelle bancarelle, poi un attimino più adolescenti andavamo da soli con gli amici, poi con le mogli, con le famiglie, praticamente l'abbiamo sempre vissuta. Per Monfalcone la Fiera di San Nicolò è un appuntamento che non può mancare, non deve mancare, nonostante i periodi che stiamo vivendo in questo momento, con molta difficoltà, però l'amministrazione comunale ha voluto veramente non farci mancare questo appuntamento fisso e importante, oltre che tradizionale per tutti quanti noi. Allora, grazie a Carlo Blasini. Noi adesso chiudiamo questa parte. Come sapete mi piace saltellare in giro per il nostro amato Friuli Venezia Giulia e nei giorni scorsi ho incontrato una certa Gabriella Paruzzi, campionessa olimpionica, e anche a lei, che è abituata a portare la divisa, ho chiesto un retroscena familiare. Ma la Gabriella Paruzzi come passa il Natale? Che cosa rappresenta per lei a questa punta di diamante del Tarvisiano? Lei che conosce molto bene anche il Lussari e ci ha parlato dei biscotti fatti in casa. Quindi chiudiamo la seconda parte dello scrigno con questa intervista che ho realizzato con Gabriella Paruzzi. Sono con Gabriella Paruzzi, si avvicina il Natale e per questa donna che è arrivata sul tetto del mondo con le sue performance e con gli sci, Natale è un periodo unico e assolutamente da santificare. Per me e per la mia famiglia sicuramente la festa più bella dell'anno, soprattutto la vigilia di Natale, perché la viviamo come ci hanno insegnato i nostri nonni, facendo i biscotti, quindi c'è la preparazione al Natale già dall'8 di dicembre, rigorosamente si parte con i biscotti e questo viene a culminare con la vigilia di Natale. Per noi adesso sono cambiate tante cose, per noi l'albero di Natale lo portava Gesù bambino, quindi il 24, adesso purtroppo già a fine novembre devi spiegare ai bambini come mai ci sono già gli alberi di Natale, quindi sono cambiate tante cose, però nella mia famiglia fortunatamente, io non ho figli ma mio fratello ha dei figli, quindi i miei nipoti stiamo tramandando ancora questa cosa perché l'ho vissuta sempre benissimo e mi piacerebbe che loro continuassero su questa strada. Come si faceva l'albero? Innanzitutto non bisognerebbe dirlo, ma lo si andava a raccogliere nel bosco, quindi non si acquistava come si fa adesso, si andava a cercarlo già in autunno per vedere quello che aveva i rami più belli, lo si segnava. E quindi poi se arrivava la neve era un po' più difficoltoso portarlo a casa, però
e sicuramente sempre con cose caratteristiche, quindi non con le palline ma con biscotti, con tutta oggettistica antica, quindi anche lì ci sono le impronte dei miei nonni e anche bisnonni, e anche il presepe viene fatto comunque con la casetta, il muschio, e quindi tutte cose trovate da noi a casa nostra. Il rapporto di Gabriella Paruzzi con i Krampus. Ah, beh, chiaramente adesso non ho più paura, però vi garantisco che sentire le campane dei Krampus ancora oggi mi suscita ancora quell'emozione che vivevo da piccola. Noi eravamo terrorizzati, quindi i bambini, tutt'oggi i miei nipoti mi chiedono quando arrivano, quindi se vuoi mettere terrore a un bambino anche il mese di agosto, basta che gli dici che arrivano i Krampus e risolvi ogni problema. È una tradizione anche questa bellissima, credo, e via via anche lì si è un po' modernizzata, però io ricordo ancora quando non c'era la possibilità di avere i Krampus o San Nicolò, il papà si vestiva da San Nicolò e ci portava comunque qualcosina, perché era una tradizione anche quella che ci avvicinava al Natale. Poi c'è stato anche un periodo dove si sentivano solo le campane e anche lì era qualcosa sempre di misterioso, perché non sapevi da che parte potevano arrivare. Senti Gabriella, ti chiedo di fare gli auguri alle nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori. Il dolce per eccellenza di Natale di Gabriella Paruzzi qual è? I biscotti, proprio rigorosamente con le ricette di mia nonna, quindi dai vaniglie-kipfel a tutti ai keks, quelli semplici, quindi i biscotti con le formine tutte diverse, i Lebkuchen, sono tutti dei dolci che ho imparato a fare da mia nonna, e ancora oggi li facciamo con gli stessi ingredienti e mai con macchinari elettrici, sempre tutto a mano. Il mio augurio più bello è quello di passare un Natale in famiglia, possibilmente non come l'anno scorso, con purtroppo magari in numeri proprio ristretti, ma di poter passare con la massima serenità tutto quello che questa vigilia di Natale o il Natale ci potrà portare. Senti, lo sport unisce, ma l'Italia è un po' divisa. Ma fa parte purtroppo della nostra quotidianità. Anche lo sport a volte ci unisce, perché ci si sente tutti protagonisti all'interno di un evento, di un risultato che seguiamo da lontano. Però devo dire che ci insegna anche a lottare tutti i giorni per poter raggiungere gli obiettivi, e spero che lo sport sia un insegnamento valido per tutti. Non è sempre facile trasmettere questo significato, questa bellissima cosa che lo sport può portare, e mettercela tutta ogni volta senza rendersi mai. Ed eccoci con la terza parte dello scrigno. Luca Fasana, assessore alla cultura. C'è un'inaugurazione importante, punto, linea e superficie, Kandinsky e le avanguardie. Siamo veramente a 2 passi dalla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea, che il 18 di dicembre e sino al 2 maggio, leggo da questo totem, sarà aperta questa, è proprio il caso di dirlo, memorabile mostra. Assolutamente una mostra memorabile, posso dire senza tema di smentita che è una delle mostre più importanti in questo momento in Europa. Ben 40 opere usciranno da Capesaro, che è quella grandissima realtà di Venezia che è di arte contemporanea e moderna, e verranno qui a Monfalcone grazie a un accordo quadriennale che il sindaco ha siglato con la Fondazione dei Musei Civici di Venezia, un grandissimo traguardo. In questa sezione ci saranno 4 generi di attività nella mostra, si partirà dalla nascita delle avanguardie, si parlerà poi dell'avanguardia astratta e surrealista, poi andremo sull'avanguardia del dopoguerra, del secondo dopoguerra, per arrivare poi fino al periodo del minimalismo degli anni 60. Quindi una sorta di percorso importante artistico e pittorico che va dall'acquarello del 1910 di Vassili Kandinsky, che ha aperto l'astrattismo come corrente artistica, fino ad arrivare al minimalismo degli anni 60, e lo faremo con artisti di eccezione, Vassili Kandinsky piuttosto che Paul Klee, Jean Arp, Max Ernst,
Tra Ancheredi abbiamo 2 opere di Emilio Vedova che da sole varrebbero il biglietto, oltre ovviamente a quello che poi è l'opera più importante, che è Zigzag Bianchi del 1922, presente qui nella nostra mostra, ed è un'opera importantissima perché in quella data Vassili Kandinsky era insegnante al Bauhaus e da lì poi chiaramente partì tutto il fenomeno che portò poi alla rassegna di questo famoso libro. Ecco, Assessore, possiamo dare qualche anticipazione di come sarà allestita? Sì, adesso noi riceveremo le opere qua in questi giorni e l'allestimento prevederà proprio queste 4 sezioni. Si partirà, come avevo detto prima in premessa, quindi 4 sezioni che accompagneranno tutto il percorso che dall'astrattismo andrà al minimalismo. Ecco, questa struttura ospita, adesso c'è questa attività che propone qualcosa di buono, ma oltre cosa troviamo, Assessore, in quella struttura? Oltre troviamo il mercato di cui si parlava prima. Ecco, questa struttura ha un grandissimo valore perché in sé, oltre a racchiudere quello che è il fenomeno artistico che andremo a fare, ma comunque in genere un messaggio culturale importante che facciamo con le grandi mostre, ha anche al suo interno invece le nostre attività commerciali. Non dobbiamo mai dimenticare che tutto quello che con il sindaco e con l'amministrazione facciamo, lo facciamo anche perché ci sia una ricaduta di marketing all'interno della nostra città che va a premiare non solamente il messaggio culturale e artistico nei cittadini, ma soprattutto una grande ricaduta sulle attività commerciali che fruiscono di queste meravigliose opportunità. Voglio ricordare che con la mostra sul futurismo abbiamo fatto quella volta quasi più di 10.000 presenze e a quel punto ovviamente le nostre attività, soprattutto di somministrazione e di ristorazione, ci hanno particolarmente ringraziato per la grande valenza che tutta questa gente poi ha avuto all'interno della loro attività. Allora, io ringrazio l'assessore alla cultura e in questi 5 minuti che ci separano dalla chiusura di questa frazione, la terza, vorrei tornare dalla Cisin che poi ci saluta perché ha molti impegni. C'è stata un'inaugurazione importante. Sì, abbiamo inaugurato proprio durante i giorni precedenti una nuova attività, quella della privata. Con tanto di frasca anche appesa fuori, perché sempre di più stiamo cercando di offrire opportunità economiche che consentano a tutti di lavorare e anche però opportunità identitarie. Frasca e privata significa all'interno del mercato poter anche usufruire di un'opportunità come dire, di intrattenimento tra virgolette, di questo siamo molto orgogliosi. Pensi che in questa ultima settimana abbiamo inaugurato 3 nuove attività, la privata, il ristorante albergo al Gelso che in via Sant'Ambrogio è storico e poi il Bo di altri 2 amici in una zona sempre del centro. E 24 sono le attività nel saldo algebrico, chiusure e aperture, 24 sono le attività aperte in più durante il 2021. Io credo che questo gioco di squadra che facciamo con le realtà territoriali paghi, le opportunità di venire a Monfalcone anche grazie a una politica fiscale grandemente attenzionata da noi con delle riduzioni rispetto alla Tari e l'IMU abbia premiato, ma tutte le attività, questa mostra che ha questo valore incredibile è terza rispetto anche alle altre che abbiamo fatto e che hanno dato i risultati che ha detto l'assessore. E tutte le attività che stiamo organizzando per il Natale fino al 9 di gennaio consentono di venire tutta la settimana, in particolare logicamente nei weekend, a godere di iniziative che sono adatte alle famiglie, ai bambini, ma anche ai più grandicelli. Il circo itinerante, piuttosto che i gospel fatti a teatro, 2 giorni, il giorno 8 e il giorno 20. Abbiamo una serie di attività e di iniziative bellissime, proprio natalizie, che creeranno anche una bella atmosfera. Ecco, quindi penso che la città, i cittadini beneficiano, ma ci sono anche tutte le prospettive di come dire, attrattività per chiunque vorrà approfittare delle grandissime belle offerte che abbiamo confezionato. C'è un'iniziativa musicale a cui lei tiene particolarmente? Sì, il giorno 23 avremo il pianoforte più grande che esiste e che potrà essere anche suonato tra l'altro da ciascuno di noi con i piedi, ma nella stessa giornata quel pianoforte sarà suonato da un ensemble meravigliosa, molto esperta, in Piazza della Repubblica nella zona del municipio. Ecco, questa è un'iniziativa che caratterizza sicuramente la nostra città, ma che ha ogni giorno e durante tutti i weekend, dal venerdì alla domenica in particolare, iniziative veramente di grande spessore culturale, di attrattivo, ma anche proprio calato nel periodo natalizio.
Allora, grazie al sindaco Cisin, magari chiedo di ancora 5 minuti di stare con noi perché vorremmo andare oltre la piazza dove appunto si incanalano appunto queste iniziative di mercato. Chiudo questa parte con un'intervista che invece ho realizzato a Zona Lignano con il sindaco Fanotto, e anche lì sentirete il menù di Fanotto, è simpaticissimo. Provate e anzi ascoltatelo, e noi ci rivediamo quarta parte con la Cisin che ci saluta, zona piazza un po' più in là e poi la liberiamo. Luca Fanotto, sindaco di Lignano, manca veramente pochissimo all'inaugurazione di quelle che sono il calendario degli eventi natalizi, con le restrizioni del caso, ma si apre. L'impegno da parte dell'amministrazione comunale, di Visagest e delle numerose associazioni di volontariato del nostro territorio è stato tanto, nonostante tutte le limitazioni del caso che ci possono essere, però noi ci crediamo che il Natale a Lignano possa rappresentare anche un momento non solo di raccoglimento della nostra comunità che generalmente è impegnata durante la stagione, non ha la possibilità di trovarsi, ma anche un momento per un rilancio turistico della nostra città anche durante i mesi invernali. Quindi gli investimenti che sono stati prodotti in termini umani e economici sono importanti. Abbiamo organizzato il mercatino, ci saranno circa 30 casette che somministreranno sia cibo che bevande, ma anche la vendita di oggettistica, il presepe di sabbia che verrà appunto inaugurato il 4, c'è anche un presepe di sabbia in ridotte dimensioni sulla parte di Pineta, quindi non solo sabbia d'oro, mentre in Parco San Giovanni Bosco è stato organizzato un vero e proprio parco divertimenti con una pista di pattinaggio su ghiaccio vero e altre giostre che sono state appositamente installate, oltre a tutte le decorazioni natalizie che sono state a loro volta anche installate lungo tutto il territorio da Riviera fino a Sabbia d'Oro. Quindi penso che quello che è stato fatto da parte nostra è un qualcosa per rendere magico Lignano anche durante le feste, per un rilancio del Natale da mare. Ipotizziamo il menù del sindaco di Lignano per le festività. Allora io direi i gamberetti, suddetto di rucola con salsa rosa e poi un rotolo fatto con la pasta brisée, con funghi, prosciutto, formaggio. Ecco, questo potrebbe essere gradito. Ecco, ma a Lignano arriva Santa Lucia o San Nicolò? Arrivano entrambi, a Lignano siamo fortunati e quindi arrivano entrambi. Ci racconta la sua attesa da piccolo di queste figure così mitiche? Io in realtà attendevo San Nicolò, ecco, non Santa Lucia, ed era sempre una grande emozione, no? Riuscire poi il 25 ad aprire i pacchi, quindi magari di notte non riuscivi a dormire bene perché eri in tensione per arrivare alla mattina, insomma, ed era sempre una grande sorpresa. Qualche volta magari rimanevi anche deluso perché ti aspettavi qualcosa e invece dopo c'era qualcos'altro. Però insomma penso che il Natale sia un momento magico soprattutto per i bambini e soprattutto in questo delicato periodo di pandemia dove sono state sconvolte le vite un po' di tutti, le abitudini di tutti, e quindi è un momento anche per stare assieme e per cercare di capire quali sono i reali valori, ecco, della famiglia e dello stare insieme. Senta, sotto l'albero qualcuno non voleva trovare il vaccino, adesso quelli che dicevano la gente come noi non molla mai sta parzialmente correndo ai centri vaccinali. No, io penso che sia stato un grande regalo per l'intera umanità il fatto che sia arrivato in tempi record il vaccino, perché è veramente l'unica reale soluzione in questo momento per contrastare efficacemente la pandemia, che insomma anche nella nostra regione purtroppo ha dato dei segnali tali da portarci a cambiare colore, quindi non bisogna assolutamente abbassare la guardia e anzi questo deve essere un momento per invitare tutti, anche i più dubbiosi, a vaccinarsi.
Quarta parte dello scrigno, sono con l'assessore Giuliana Garimberti che ha diverse deleghe e ne ha una che è particolarmente vocata a quella che è la tutela degli animali, però vorrei partire con lei signora rispetto a quello che è questo allestimento al quale tutta la giunta si è impegnata. Assolutamente, assolutamente sì, infatti è un lavoro di squadra. Oltretutto noi cosa abbiamo deciso quest'anno di organizzare? Il Christmas Dog. Cioè la chiamiamo gara, ma in realtà non è una gara, tutti i cani saremo felici di vederli partecipare. Ci sarà questo Christmas Dog dove sfileranno i cani col cappellino di Babbo Natale, vestiti da Natale. L'argomento principale è il Natale. Poi ci sarà una giuria, ci saranno tantissimi premi. Tutto questo verrà fatto domenica mattina 19 dicembre. E saremo qui in piazza davanti alla loggia e dove ci sarà tutto il percorso per sfilare con i propri cani. Ecco, il percorso lo sta facendo adesso la nostra Chiara. C'è quel cigno. Come è stato pensato questo allestimento? Allora, l'allestimento l'abbiamo pensato un po' parlando anche di tutti gli animali. Come vedete ci sono i pinguini, ci sono vari soggetti. Il cigno è una delle cose, più belle, così più appariscenti, come vedete ci sono anche i suoi piccoli, è un bellissimo lavoro fatto dai signori della ditta Flash, penso che abbia fatto, vedete ci sono gli orsi polari, cioè c'è tutto un insieme che non deve essere, sì c'è il Babbo Natale, c'è tutto ciò che riguarda il Natale, ma non solo, proprio perché per i bambini vedere queste immagini di luce, che logicamente si vedranno molto meglio al buio, e per loro è già una festa solo le luci. Io penso che Monfalcone, tra città di luce, tra una delle piste più grandi che penso che ci siano anche in Italia, perché 850 metri quadri, credetemi, è una piscina olimpionica, quindi credetemi è veramente, stiamo dando il massimo. Molto bello ad esempio che non rende quel bellissimo Parco Dono, dove si entra, si va dentro, si fanno le foto. Poi cosa principale, non so se posso già parlarne, volevo dire a tutti i bimbi, ricordatevi una cosa, sono anni che Babbo Natale ha deciso di prendermi come suo assistente, mi ha dato la sua fiducia e come vedete ogni anno poi avete ricevuto tutte le risposte da Babbo Natale. Quindi da quando apriamo dall'8 dicembre ci sarà la grande cassetta vicino a Babbo Natale dove c'è la sua casetta, dove lui vi riceverà per sentire ciò che volete da Babbo Natale. Quando scrivete le letterine mettete il nome, ditelo ai genitori, nome, cognome e indirizzo e Babbo Natale risponde a tutti. Senta, la casetta dov'è? Lì. Questa è la casetta di Babbo Natale, non è ancora allestita, mi dispiace, ma siamo appunto in work progress, stiamo lavorando, lì ci sarà la casetta di Babbo Natale dove ci saranno dentro l'albero, ci saranno dei doni, ci sarà il Babbo Natale che aspetta tutti i bimbi. E ci sarà una grande cassetta porta lettere che ogni giorno Babbo Natale la fa tirar fuori e comincia a rispondere a tutti i bambini che scrivono. Senta signora, è stata una sfida ai tempi del Covid allestire tutto sto ben di Dio? Sì, ma è stata una sfida, sono tutte cose dove in realtà siamo all'aperto, siamo con una mascherina, non ci saranno contatti logicamente con il Babbo Natale e con i bambini, però non si può far mancare ai bambini ciò che è il calore e ciò che emana proprio le giornate di Natale. Far mancare questo a dei bambini così piccoli, secondo me, non è giusto. Poi stanno in noi adulti essere coscienziosi e saper rispettare le regole. Senta, lei vedo che è molto protesa al prossimo, anche una delega importante che è quella alle pari opportunità. Natale significa anche famiglia. Assolutamente sì. Il Natale significa famiglia, il Natale significa stare assieme. Sapete che una delle tante cose che oltretutto noi anche facciamo per il giorno di Natale è proprio anche il pranzo di Natale per tutte le persone, non solo bisognose, ma sole. Monfalcone purtroppo ha tantissime persone dopo i 75 anni che vivono sole, non hanno una rete familiare e noi come comune ogni anno di solito facevamo il pranzo in piazza con le regole Covid, vi offriamo come comune
un pranzo molto particolare. Quest'anno poi ci siamo superati su ciò che sarà poi il pranzo. È una cosa veramente con 2 primi, 2 antipasti, 2 primi, 2 secondi, il dolce. E questo verrà portato direttamente da Babbo Natale in casa delle persone. Quanti sono i bisognosi? E anche le persone sole? Allora, se parliamo di bisognosi, possiamo calcolare sulle 40 persone che vanno normalmente a mangiare nella Caritas, sono i nostri vari 2 centri che abbiamo. Poi invece purtroppo, io dico non è vero purtroppo, perché per l'amor di Dio, però abbiamo veramente tantissime persone che non hanno più una rete familiare. Parliamo di 80enni, di 90enni, Monfalcone ha un gran numero veramente. Quindi queste persone che per l'amor di Dio, come tutti noi, saranno soli davanti a un televisore a guardare il Natale o aspettare, diciamo, la festa, noi abbiamo deciso come amministrazione insieme al sindaco di offrire un pranzo molto particolare che durerà oltretutto sicuramente per 2 giorni perché c'è tantissima roba e quindi così poter partecipare, diciamo, simbolicamente insieme a voi al vostro Natale. Grazie all'assessore Garimberti. Noi abbiamo ancora circa 5 minuti e abbiamo ancora 2 blocchi interi per raccontarvi il San Nicolò di Monfalcone. Noi adesso ci sposteremo al corso dove appunto c'è una parte del mercato. Vorrei chiudere questa parte, la quarta, dello Scrigno con un altro incontro che ho avuto con Urbano Bertolini, un 84enne di Pozzecco di Bertiolo. Io non lo sapevo, l'ho saputo casualmente andando a salutarlo. Realizza delle statuine in cera d'api grazie alla lavorazione del miele che lui produce. Il suo è un lavoro assolutamente amatoriale, quindi voglio farvi raccontare da lui come vengono realizzate queste statuine, queste candele. E c'è un particolare che mi ha molto colpito. Urbano ha detto generalmente le mie opere bruciano, diventano delle candele. Il presepe non voglio che bruci, voglio che rimanga una statuina, quindi in tempi nei quali non si sa se si può dire buon Natale, buone feste. Gustatevi questo servizio, andiamo in pubblicità e poi ripartiamo con la quinta parte. Urbano Bertolini è di Pozzecco di Bertiolo, 84 anni suonati, produttore di miele, ma soprattutto, l'abbiamo scoperto in queste ore, è un artista di quella che è la cera d'api e che è il materiale che utilizzi. Io utilizzo la pura cera d'api, questa è tutto, diciamo così, della cera dall'acacia, diciamo così, no? Più chiara, va bene. Comunque pura cera d'api. E poi lo fondo a bagnomaria, perché e poi lo metto negli stampi e faccio, diciamo così, o fiori o presepi. Quanto dura la procedura? La procedura praticamente dura un paio d'ore, ecco, diciamo così, solo a sistemare ultimamente. Prima devi preparare la cera, no? Come si prepara la cera? Com'è? La cera come si prepara? E la cera praticamente io l'ho già è tolta dalla ceratrice, lo tengo da parte, la tengo in pannelli piccoli così e poi quando mi occorre prelevo, diciamo così, del magazzino quei pezzi che mi occorrono, no? E vengono fatti volta per volta poi dopo, no? Ecco, visto che ci sta avvicinando il Natale, qui si vedono alberi di Natale, stelle comete, il presepe, alla quale tra l'altro non hai messo la candela, quindi non si può bruciare. No, ecco, io diciamo così ho un bel albero di Natale col presepio sotto lì ed era di bruciare. Io quello lì ho eliminato, diciamo così, solo deve rimanere, non bruciare, diciamo così, il presepio dell'albero di Natale. È uno bello stampo, mi piace, però non si deve bruciare. Quindi diciamo che quella rimane presepe e non sarà mai candela. Ecco, certo. Ecco, chi è che ti ha insegnato, Urbano?
Ma per dire la verità era un mio amico che ho iniziato, era di Cisterna, no? Era un Graffi, un certo Graffi, un vecchio apicoltore, e abbiamo acquistato anche degli stampi assieme, e mediante di lui, che conoscevo un frate a Roma che aveva corrispondenza, e i primi stampi 40 anni fa sono, arrivavano da Roma. Era un frate lì che dedicava a fare quegli stampi di Madonne, signori, eccetera. Poi dopo il mondo si è evoluto e io ho acquistato altri stampi. Che materiale sono? Beh, praticamente quelli da Roma erano di un certo materiale lì gommoso, ma molto difficoltosi, diciamo così, alla realizzazione dopo, no? Adesso sono in silicone. Sono composizione di silicone. Quella pasta lì la adoperano anche, diciamo così, i dentisti che fanno gli stampi e le impronte, ecco, è lo stesso materiale. Ecco Urbano, approfittiamo dell'occasione anche perché a breve ci sarà un grande evento. Quanti anni di matrimonio festeggiate tu e Rosanna? Purtroppo. Per fortuna direi. Per fortuna, ringraziando il Signore, prima di tutto che siamo ancora qua, e 60 anni. Come si fa a stare insieme tutta questa cifra? Stai attento, no? Quando ti sposi, no? La moglie è giovane che ti vuole bene, eccetera. Come puoi non pensare ad altre cose? Poi dopo ti vengono i figli, dopo i figli crescono, poi si sposano e nascono, diciamo così, i nipotini. Quando arriva il primo nipotino riempie la casa, no? Allora rimani sempre impegnato, diciamo così, alla tradizione familiare, e io dico la verità, mi sono goduto proprio tutti i miei nipotini, e difatti qui io ho voluto fare quel tavolo grande là, 16 persone, perché praticamente o il sabato o la domenica noi siamo tutti assieme, le mie figlie e la tradizione. Senti, buon Natale! Grazie, grazie anche a Telefriuli. Quinta parte dello scrigno, e questo è Corso del Popolo. Siamo a Monfalcone, stiamo approfittando, visto che sta anche piovendo, di questi ambulanti che andremo a sentire più tardi. Allora Carlo, la tradizione del mercato, dicevi prima, com'era il mercato di San Nicolò un tempo? Beh, sicuramente non era con tutte queste ricchezze, tra virgolette, che possiamo vedere attualmente nelle bancarelle. Era un mercato molto povero dove erano più che altro in vendita dei prodotti tipici del posto, la carne, le uova, la legna addirittura anche, cioè prodotti che si usavano quotidianamente. Poi sono iniziati un po', diciamo, i dolcetti, le cosine, poi i regalini per i bambini, i giocattoli, eccetera, fino a diventare poi veramente una varietà commerciale infinita come vediamo oggigiorno, sicuramente. Quindi era un mercato più per prodotti di prima necessità quasi. Sì, beh, sicuramente era un mercato di prodotti di prima necessità, quello che si trovava, quello che la gente aveva appunto bisogno di consumare. E proprio a tale proposito, come dicevo prima, il podestà dell'epoca aveva tolto il dazio proprio per queste persone che venivano a vendere, per dare la possibilità a loro di poter commerciare in questa occasione, proprio che era così diventata anche quella volta già una tradizione. Senti Carlo, abbiamo sentito tanti aneddoti, ma il tuo San Nicolò quanto lo aspettavi da piccolo? Beh, penso come tutti i bambini era un'attesa infinita, perché la mattina quando ti svegliavi trovare sul tavolo il regalo che magari avevi desiderato da tutto l'anno e trovartelo lì con magari la letterina con le parole scritte da San Nicolò che ti salutava, ti ringraziava per il merendino, la merendina che lasciavi sul piattino la sera prima, non ha uguali, insomma, è una tradizione che penso tutti i bambini sia dell'epoca ma anche oggigiorno, penso e spero soprattutto che continui, perché è una bellissima tradizione, perché San Nicolò è vero, vive, esiste.
Grazie a Carlo Blasini, lo congediamo, grazie per la disponibilità. Grazie a voi tutti, un saluto e buon San Nicolò a tutti quanti. Allora, noi ci spostiamo e vedete che San Nicolò incontra le famiglie. Io mi sposto. Caro San Nicolò, vedevo che... No, aspettate 2 secondi. Hai incontrato questa famiglia? Ho incontrato questa famiglia, sì. Questo bambino cosa ti sembra? Si merita tanti regali? Questo bambino si merita tantissimi regali, tantissimi. È un bambino buonissimo, guarda che occhioni dolci che ha. Io vorrei andare da questa mamma e da questo papà. Sì. Da dove arrivate? Siete di qua? Trieste, che è molto sentito San Nicolò anche dalle vostre. Sì, molto sentito, sì, San Nicolò da noi a Trieste. Cosa si aspetta da San Nicolò quest'anno? Da San Nicolò cosa mi aspetto? Serenità. Serenità e un po' di coscienza per tutti. Che atmosfera si respira a Trieste? Ma dai, tutto sommato, considerando il periodo, secondo me è bene. C'è voglia di serenità, c'è voglia di allegria, quindi secondo me le cose stanno ricominciando bene. E lei signora mi può raccontare il suo San Nicolò da piccola? Ma arrivava o no? Sì, sì, arrivava. Che cosa le portava quando era piccolina? Dolciumi, giocattoli. Avete già fatto l'albero, il presepe? Abbiamo già fatto l'albero. Sì. Il piccolo si chiama? Nicolas. Ci è autorizzata a riprenderlo? Possiamo? Sì, sì. Ecco, quindi lo riprendiamo, quindi abbiamo il consenso di papà. Ciao Nicolas, fai solo ciao. Ciao. Dì che oggi è anche il tuo compleanno. È il tuo compleanno? Sì. Oggi è anche il suo compleanno. Ma senti, a Natale cosa ti arriverà? Chissà. Hai già scritto a Babbo Natale? Sì. Cosa hai scritto? Piccolo Babbi morbidoso. Tante cosine. Cosa vuoi il morbidoso? Tante cosine. Tante cosine. Grazie a questa famiglia e grazie per la vostra disponibilità. Io vado da questo signore. Questo farà il corazziere, giocherà a basket, forse, ma sì, perché l'ho convinto, perché lui mi ha detto, ma non so se è opportuno. Secondo me è anche giusto mostrare chi sta a fianco del sindaco Cisin, perché fa parte della sua vita, quindi come? Poverino, dico. Poverino. Allora, me lo presenti? Lui è una persona stupenda, ha una pazienza infinita, ma soprattutto ha una storia che io apprezzo molto, fatta di impegno e di sacrificio, perché la sua storia nel basket, che oggi suo figlio porta avanti, è veramente coinvolgente, Alberto Tonut. Allora, Alberto Tonut, cosa dici se ci spostiamo vicino alla tua amata? Allora, intanto ti ha fatto una dichiarazione d'amore perché ha detto che sei un uomo straordinario. Ringrazio, sono contento. Ma senti, adesso dobbiamo dire le cose, è una donna impegnativa la Cisint? Noi ci siamo conosciuti così, lei si è presentata dicendo che è un po' impegnativa. Quindi lei ti ha già messo le mani avanti, io chiaramente da uomo navigato ho detto cosa sarà mai? E invece... Invece è proprio così? Invece è molto impegnativa. Sì. Ma scusami, mi faccio un attimo, con l'autorizzazione del sindaco, mi faccio gli affari vostri, ma quando tu dici impegnativa cosa vuol dire? Arriva probabilmente a un carico di lavoro abbastanza importante. Diciamo che la sua debolezza, ma è anche quella che è la sua forza, è di portare il lavoro a casa. E quindi, così come la vedete sul lavoro, in ufficio, per strada, con la gente, tra la gente, il lavoro lo porta anche a casa e quindi risponde a tutti, il telefono funziona sempre, ha sempre una buona parola per tutti, ascolta le problematiche della comunità, della gente, e questa secondo me poi è la sua forza, che è quella che l'ha fatta ottenere questo tipo di risultati in città. Ecco, tu dovessi inserirla in una squadra di basket, playmaker? Allora, tanto ti dico il numero di maglia che è il numero 1 perché non conosce altri numeri. E poi sicuramente playmaker o addirittura allenatore, non ci sono proprio dubbi di nessun tipo. Prima ci ha rivelato, sa fare molto bene il pasticcio, quindi come vedi è un'intervista... Si sta nascondendo perché la verità è che il pasticcio lo fa la mamma. Ah, dopo lei lo porta e come lo... si chiama la signora? La signora Marisa. La signora Marisa, che salutiamo. La mamma è vero che fa il pasticcio ed è quella che mi ha insegnato a farlo. Il problema mio è che purtroppo veramente non ho il tempo, però mi piacerebbe tantissimo dedicare il mio tempo a preparare da mangiare perché mi rilassa molto. Le due cose che mi rilassano nella vita sono andare in barca, con qualsiasi barca in mare, e poi fare da mangiare. E ho poco tempo per entrambe e di conseguenza la mamma che lo sa prepara e fa.
ma io conto prima o dopo di riprendermi questi tempi per riuscire anche a rifare non solo il pasticcio ma molte altre cose, perché veramente ho abbandonato la vita familiare, non ho veramente più una vita. Tonut, allora abbandoniamo un attimo la vita familiare, sei per me uno che è stato ed è ancora un campione Da che parte sta andando il basket in regione? In regione ci sono, allora chiaramente ci sono Trieste e Udine che tengono alta la bandiera di un basket che una volta aveva 4 squadre in Serie A. Udine sta facendo una buona stagione e potrebbe avere delle velleità per salire in Serie A1 con il presidente Pedone, che è un appassionato e che ci sta mettendo tanto. Trieste sta facendo una buona stagione, credo che si confermerà in Serie A anche il prossimo anno. In questo momento quello che offre la regione sono queste due realtà qua. Però la squadra di Monfalcone sta facendo delle cose importanti, ma non c'era bisogno che me lo suggerisse il sindaco, perché noi la seguiamo tantissimo ed è un campionato di Serie B unica, che è una cosa molto importante in regione per riuscire a tenere da noi quelli che sono i frutti del grande vivaio regionale. Che spesso sono costretti a lasciare proprio la nostra regione e andare a giocare lontano, perché non ci sono società di livello, diciamo, intermedio o medio buono che gli possono offrire di giocare e stare vicino a casa. Il campione Tonut cosa troverà sotto l'albero quest'anno? Oddio, La Cisint. Quella la ho ogni giorno ed è già un gran bel regalo. No, il regalo più bello è continuare ad avere 2 figli splendidi che mi stanno dando delle soddisfazioni. Mio figlio sta seguendo addirittura la mia carriera sportiva e, come ben sapete, i figli sono la cosa più bella che si può avere nella vita. Grazie, vedete che alla fine è stato un incontro casuale con il compagno del sindaco di Monfalcone, quindi vi abbiamo offerto uno spaccato, non so se inedito, ma comunque assolutamente curioso. Noi vi vogliamo mostrare la piazza, che è questa, e verrà, come diceva prima il sindaco, i suoi assessori, vedrà l'inaugurazione del villaggio l'8 di dicembre, quindi giornata della festa dell'Immacolata. Noi chiudiamo anticipatamente questa parte che è la quinta, e poi ripartiremo con un ambulante. Vogliamo un po' raccontarvi che vita fanno, quindi anche col Covid sono stati un po' bloccati, ma loro sono qui con noi. Quindi andiamo in pausa e ci vediamo con l'ultima parte dello scrigno. Sesta parte, sono con Michele Battilana, uno degli ambulanti, delle decine di ambulanti che di fatto caratterizzano il mercato di San Nicolò, ma non solo il mercato di San Nicolò, Michele. No, perché io faccio mercato anche a Palmanova, faccio a Gradisca, faccio di tutto il fiume, Monfalcone di mercoledì, a Grado, faccio sempre mercati e faccio anche fiere. Com'è la vita dell'ambulante? La vita dell'ambulante, dipende, perché io sono ormai una vita che faccio l'ambulante, quindi ormai sono tarato e quindi mi va benissimo, però è dura perché bisogna alzarsi la mattina presto per andare a prendere i prodotti al mercato ortofrutticolo e devi stare fino alle 2 del pomeriggio per fare il mercato, poi d'estate devi mettere la roba in cella perché fa caldo, d'inverno è un pochettino più semplice, però devi prendere freddo, però insomma quando lo fai per conto tuo, il lavoro tuo, non sei dipendente, allora diventa più facile, diciamo. Senti, la stagionalità? Ma la stagionalità non è male, diciamo, noi col settore alimentare, anche col fatto della pandemia, stiamo lavorando abbastanza bene, anche se diciamo che la gente adesso comincia, diciamo, a chiedere i prodotti di qualità e quindi noi cerchiamo di trattare la roba di qualità e quindi, diciamo, lavoriamo abbastanza bene, ecco, non è malvagia la situazione. Ecco, senti, in vista del Natale quali sono i prodotti che vengono richiesti di più? Adesso c'è il prodotto della frutta secca, quindi tutto fichi secchi, datteri, clementine, arance, con quella roba lì si lavora bene, con le noci e un po' di verdura. Comunque con la frutta secca lavori tanto bene, abbastanza bene. Da dove arriva? La frutta, diciamo che il prodotto grande arriva tutto dai mercati ortofrutticoli di Fondi, Latina e le arance, gli agrumi tutti dal sud. La verdura riusciamo a trovarla anche qua in zona, quindi abbastanza bene. Allora, io ringrazio Battilana e torno dall'assessore Fasan. Il fatto di avere realizzato sì il mercato di San Nicolò, ma tutte queste attrattive natalizie, significa che avete avuto anche un po' di coraggio, no?
Abbiamo avuto il coraggio, ma quello che va sottolineato è che abbiamo fatto un grandissimo lavoro, perché tutto quello che abbiamo raccontato oggi, dagli eventi ludici a quelli culturali al San Nicolò di oggi, è stato fatto tutto in estrema sicurezza. Ecco, questa è una cosa che va sottolineata. Questo ha raddoppiato ovviamente il lavoro. Lo abbiamo fatto anche con i contatti costanti con il prefetto, con le ASL, ma ovviamente con le forze dell'ordine, e abbiamo condiviso facendo tutto quello che era necessario per far sì che la nostra cittadinanza e tutto il territorio, venendo qui a Monfalcone, possa trovare non solamente gli eventi ma anche la sicurezza di cui tutti noi ovviamente abbiamo necessità e bisogno in questo momento. Quante sono le bancarelle? In questo momento ne abbiamo 156, oggi ci sono state, normalmente ne abbiamo più di 200, chiaramente le condizioni meteo per le bancarelle che arrivavano da luoghi più distanti, in qualche caso c'è stata qualche defezione, però siamo intorno ai 156-160. Allora Fasan, se vogliamo proprio ricordare, poi vorrei andare assieme a Chiara Miscoria a mostrarvi un po' come vengono preparate le frittelle. Abbiamo visto molti banchi di questo tipo. Gli eventi natalizi si concluderanno il 9 di gennaio 2022 o si finisce un po' prima? No, gli eventi finiscono il giorno 6 di gennaio con la Befana, e quindi, come tradizione vuole, ovviamente finiscono lì. Però diciamo che c'è un accentramento di eventi importanti, e anche qui abbiamo pensato ad eventi sempre itineranti. Abbiamo avuto la possibilità di sfruttare il nostro bellissimo teatro, poi ragioneremo anche sull'ultimo dell'anno, ma faremo qualcosa di dedicato, ma comunque tra l'ausilio del nostro teatro e gli eventi itineranti abbiamo potuto garantire ovviamente tutto quello che poi trovate nel nostro libretto. Allora noi adesso ci spostiamo, stacchiamo veramente per pochissimo e andiamo dove preparano queste tradizionali frittelle. Ecco, ringraziamo Giovanni Blanchini, siamo nell'ultima frazione della nostra trasmissione. Senta Blanchini, intanto è una tradizione quella delle frittelle? La tradizione delle frittelle anche qua in questa fiera è molto sentita, infatti ho tutta la mia clientela solita che torna spesso a trovarmi ogni anno. Come sono fatte? Con tanto amore. Non le chiedo la ricetta, ma questa è una ricetta che parte da molto lontano o no? Sì, faceva mio padre, quindi sì, di famiglia, la nostra ricetta delle frittelle che portiamo in giro per il Triveneto nelle varie manifestazioni. Quante tappe fate? Di solito tutti i fine settimana, mediamente quasi tutto l'anno, a parte periodi come dicembre che sono un attimino più pieni. Faccio assieme a mio fratello questa attività, abbiamo 2 ditte anche noi, e tipo prossima settimana siamo al mercatino a Trieste, quello di Natale, quando comincia, sì, dopodomani. Senta, qual è la parte più delicata? Infatti in questo momento stiamo vedendo che stanno uscendo dall'olio. Non c'è una parte delicata, le friggi le facciamo sul momento perché comunque sono più buone, e poi le servi con lo zucchero o con le Nutella o altre creme se la gente... Senta, gli ingredienti sono semplici. Tanto amore, come ho detto prima, comunque farina, lievito, aromi e così. Poi ognuno ha la sua ricetta con i suoi segreti, quindi sì. La ringrazio. Prego, salve. Allora, un altro ambulante, vi stiamo raccontando la vita di queste partite IVA, che è una vita di sacrifici, e soprattutto prendete tanto freddo. Oggi è la giornata giusta per prenderlo. Da dove arrivate? Da Caorle. Ecco, ci può spiegare la sua attività? E noi facciamo gli ambulanti, facciamo i mercati e le fiere. Quante date fate all'anno? Lasciamo stare il periodo Covid. E i mercati estivi e le fiere, abbastanza. E la merce da dove arriva? La merce qua è tutta italiana la nostra. Qua non ci sono cineserie? No, tutta quanta italiana, presa su tutte parti italiane. Senta, lei arriva da? Padova, 90 padovana. Fate tanti chilometri. Bisogna alzarsi presto. A che ora si è alzato oggi? Alle 3:30. Alle 3:30 ci siamo alzati e siamo partiti per Monfalcone. Come stanno andando gli affari? È una giornata ambigua, piova, non piova, qualcosina si fa, però non è facile oggi con questa giornataccia. Ci può raccontare i suoi prodotti, da dove arrivano, che cosa propone?
Guarda, in questo momento il prodotto più clou sono le mascherine, il prodotto di punta, gli ombrelli, i guanti, le sciarpe meravigliose, molto belle, calde, guanti, berretti. Però mascherine come se piovesse. Mascherine come se piovesse, esattamente. Me ne può far vedere qualcuna? Cioè sono personalizzate? Cioè, guarda qua che razza di... Abbiamo la luna, abbiamo il Natale, riusciamo così a accontentare un po' tutti quanti. Tutto prodotto italiano questo e cerchiamo di fare un prezzo speciale. Quindi vengono vendute a pacchetto? Sì, si vendono a pacchetti da 10 e siamo in offerta 3 pacchetti 5 euro. E ogni pacchetto ne contiene? 10 pezzi. Quindi ha dovuto fare riordini? Le mascherine vanno come il pane. È il momento della mascherina. Importante non prendersi il Covid. Senta, il vaccino vi ha complicato un po' la vita? E il vaccino c'è gente che non si è messa in testa che non vuole vaccinarsi e purtroppo ci complica la vita questa gente. Lei ha già fatto la seconda dose? Sì. È pronto per la terza? Pronto per la terza, esattamente. Quante date le sono saltate a causa del Covid? È saltato una montagna di date, tantissime fiere, ci ha messo un po' all'astrico, un po' dura, molto dura la situazione. Senta, da chi ha imparato a fare l'ambulante? L'ambulante sono nato io 30 anni fa, ho iniziato piano piano e siamo cresciuti e adesso siamo qua a Monfalcone oggi. E domani è un altro giorno e cosa farà? Domani è un altro giorno, domani mi riposo e poi mercoledì sono a Cologna Veneta, festa del mandorlato a Verona. Grazie a questo ambulante, grazie, buon lavoro. Arrivederci a tutti, salve. Allora, abbiamo incontrato prevalentemente veneti, l'ultimo ambulante era di Padova, lo avete sentito? Si è alzato stamattina alle 3:30, voi arrivate da più vicino? Arriviamo da più vicino, arriviamo da Udine, ci siamo alzati anche noi comunque alle 4, sì, un po' prestino. Ma chi ve lo fa fare? Fa tanto freddo? Fa freddo, sì, ma la voglia un po' di uscire, di tornare anche un po' alla normalità, visto anche i tempi, ci porta a fare questa vita. Poi... Lei lavora con sua suocera? Sì, lei da 40 anni, io da qualche mese. Quindi hai appena iniziato l'esperienza? Sì, appena iniziato col freddo, così. E prima cosa faceva? Lavoravo in un'osteria storica e adesso in famiglia. Senta, ma al mercato si fanno ancora affari? Chi ha le cose giuste, sì. Noi lavoriamo con 3 artigiani italiani, fanno intimo, anche di qualità, e quindi si va avanti. Magliette della salute? Certo, non guastano, servono sempre. Pigiami, canottiere, sì, tutto. Senta, voi uscite quante volte alla settimana? Tutti i giorni? 6 su 7, sì. Allora, incontriamo in corso questa coppia, marito e moglie. Da 25 anni. E come sentite, questi sono dei Napoli. Esatto, Ercolano con precisione. Per l'amor di Dio, quindi mi racconti com'è Ercolano? Bellissima. Che cosa c'è di bello da vedere? Vesuvio, gli scavi, ci sono tante cose, le persone, tante cose da vedere. Meraviglioso. Le persone. Esatto. E come sono gli ercolani? Come sono? Sono appassionati, danno il cuore, l'anima, tutto. E lui chi è? È mio marito. Me lo racconti un attimo, alla fiera di San Nicolò? E cosa le devo raccontare? Piezza e cuore. Certo, è un pezzo del mio cuore. Di cuore? Esatto. A questo punto ti ha fatto una dichiarazione d'amore di un certo livello. Ma a Monfalcone cosa ci fate? Diciamo che ci siamo innamorati per la tranquillità, perché anche Monfalcone è un bel paese. Abitate qui da quanto? 11 anni. 11 anni, sì, 11 anni. Cosa fate? Se non sono indiscreto, che lavoro fate? Lui è marittimo, io sono aiuto cuoco. È proprio il paese che ci ha affascinato qua. Quindi aiuto cuoco, quindi lei sa fare da mangiare benissimo? Non mi posso mandare da solo, questo lo dobbiamo far dire. Avete fatto acquisti alla fiera di San Nicolò? Certo, Sì, tutte certamente, le cose di Napoli certamente. non possono mancare sotto all'albero. E quindi cosa avete acquistato? Le castagne del prete, noccioline, tutte le cose di baccalà.
di tutto e di più che... Giusto per la tradizione. Esatto. Scusa, ma scendete o rimanete per le feste? Rimaniamo qua. Rimaniamo qua. Il lavoro non ci permette di scendere. Grazie. Grazie a voi e Allora, buone feste. Buone feste. Con questa bella coppia di Ercolano si chiude questa puntata dello Scrigno dedicata appunto a San Nicolò. Avete visto che delle persone che arrivano dalla Campania e ormai sono qua da 11 anni celebrano la tranquilla Monfalcone. Qui, venite? Qua che è troppo bello. Quindi l'uomo di Ercolano addirittura lancia un appello, quindi grazie a Chiara Miscoria, noi ci vediamo la prossima settimana, puntata dedicata ai presepi che vengono realizzati a misura d'uomo a Spilimbergo, patria del mosaico e non solo. Grazie e ci vediamo per gli auguri di buone feste e buon Natale.